20 ottobre, nuovo vlog. Credo di averlo finito l'altro. Sì, credo di sì. C'è un po' un caos. No, nel senso, la cucina è abbastanza pulita perché ho lavato tutto quello che c'era. Ho ancora quelle 2 pentole, ma c'è ancora roba dentro, quindi da mangiare. Qui oggi è una giornata molto molto autunnale. Non per il freddo, quanto per la pioggia. Cioè, per il freddo no, perché stamattina c'erano 11 gradi alle 6:15, 6:10. 11 gradi è tantino, in questa stagione. L'altra mattina era -2, -3. Allora, ci si ammala per forza con queste temperature a caso. Allora, niente. Dunque, ho preparato riso in bianco normale. Qui invece zucchina e peperone caramellati. Ed infine qua dentro c'è il pollo. Sarebbe stato da fare fritto. In realtà io fritto no, perché si puzza la casa e si sporca tantissimo la cucina. E quindi friggitrice a aria, fornetto. Anche nel forno si possono fare. Prima di mangiare ho iniziato a spacchettare la roba che mi è arrivata. Prima che arrivi Franz, che così non vede tutti quei pacchi. Devo ancora cambiare i fiori perché stavo attendendo che arrivassero, sono arrivati ieri. Allora, qui ho 3 scatole, ok? Ho comprato anche le tendine per qua perché sono stufa di vedere queste, perché ce le ho da tanti anni, sono sempre quelle, le tolgo, le lavo, le metto, cioè sono sempre quelle. Quindi ho comprato delle tendine nuove. Sul sito Top Farmacia ho preso il calendario dell'avvento di quest'anno della farmacia. Non ci sono dentro medicine, ci sono prodotti di cosmesi e poi non so cos'altro ci sia, insomma. Comunque della Aven, questo qua è un campioncino in regalo, è un omaggio, perché questo io non l'ho ordinato. Stavo per dirvi, ho comprato, no, questo non l'ho comprato, che cosa sarà? Sarà per le occhiaie? No, pelle con tendenza acneica. Ah, quindi per i brufoletti della Aven, quindi buon prodotto. Poi ho comprato la tachipirina, questa qua è quella da... quante compresse? 30? 20? 30 mi pare, 30. E poi perché era in sconto, e poi sempre in sconto c'era anche questo collirio per gli occhi, perché io veramente ogni tanto ho difficoltà, E qui c'è il calendario dell'avvento. Adesso lo scarto, ve lo faccio vedere. Non lo vado ad aprire, c'è questa fascia di carta che tiene tutto chiuso. Si apre a libro, sì, ok, si apre a libro ed è questo, Top Farmacia. C'ho anche il calendario della farmacia. Quest'anno ne avrò di più di calendari da scartare con voi, Preparatevi per i vlogmas, ce la farò, ce la metterò tutta per mettervene uno al giorno, ma sono proprio contenta di avere tutti questi calendaroni, perché ci sono i ini e ci sono gli oni, solo che gli oni sembrerebbe qualcos'altro. Non comprerò quello dei gioiellini, non credo di averne comprato uno, no, perché comunque l'ho preso l'anno scorso, ho tutti quei gioiellini che non uso mai perché uso sempre gli stessi orecchini, mi devo mettere in testa di cambiare un attimino e quindi niente, amen, insomma, non comprerò quello, però era bellissimo quello lì, Qua è ancora tutto chiuso perché c'è vento. Là ci sono tutti i rami che ho tagliato perché l'altro giorno ho tolto i fiori, ma non vi ho più aggiornati perché non ho più fatto video. Ho tolto i fiori e ho dato una tagliata lì perché era un disastro, e anche un po' qua sotto perché sennò non si passava, cioè c'erano tutte le piante che venivano sul marciapiede, quindi ho dato una tagliata. Tanto quelli là, anche se li tagliamo non cambia niente perché il prossimo anno ricrescono anche meglio, quindi ricrescono sempre. Comunque questo è il meteo di oggi. Pepe, hai visto che meteo che c'è oggi? Oggi richiudiamo che tanto qua c'è solo umidità e non c'è altro. Ecco, richiudiamo che tanto fa solo umido. Hanno già sporcato tutto il muro là sotto a saltare sul davanzale.
la roba della farmacia la mettiamo là. Poi sicuramente anche questo qui è un calendario, perché così grande secondo me è un calendario. L'altro è un pacco di Shein. Ah sì, perché ho fatto degli acquisti. Guarda, illuminata dalla luce nuova, giusto perché ce l'ho accesa, mi metto qua. Allora, qui da me non esiste, non c'è il negozio DM, però c'è il sito. Cioè, non c'è il negozio, ma online c'è il sito. E si può acquistare, si può anche fare la spesa, come un sito, uno shop normale, no? Non la spesa fresca, cioè di cibo fresco, ma insomma le cose confezionate si possono comprare. Vabbè, l'altro giorno stavo spulciando un po' online alla ricerca di calendari dell'avvento e a parte quello della farmacia ho comprato anche quello del DM. Sì, e in questa scatola c'è proprio quello. Ma oltre al calendario, che adesso vi faccio vedere, ho comprato queste salviettine per pulire le scarpe esternamente. Ma si vede che hanno un buon profumo? Non so se siano queste a profumare, sembra di sì. Poi ho comprato da regalare, queste sono assolutamente da regalare, le Yankee Candle, queste qua, 1, 2, 3, 4, sono 4, 1, 2, 3 e 4, sì, col pacchetto a forma di caramella. Mamma mia che buoni questi profumi, ragazzi, buoni, buoni. E il calendario, però forse c'è anche un'altra roba. Qui c'è una busta, ah sì, un rossetto che io non utilizzo ma ho comprato lo stesso. No, questa è della Essence perché hanno anche questi marchi, cioè hanno anche marchi veri, non solo DM. E ho comprato questo colore che non si apre, ecco, secondo me è molto autunnale, non sono in grado di metterlo senza specchio. Infatti l'ho sbavato tutto, ma sa tipo di anguria. È un bel colore, no? A parte le sbavature di lato. Ah, è un bel colore. Il calendario è questo. Sì, questi sono i prodotti di Balea. Io non so cosa c'è dentro, cioè sono cavolatine, secondo me, cose un po' così, ecco, però era per avere un ulteriore calendario da aprire insieme a voi. Ah, però questo qua mi piace. È opaco, bellino, bellino. Vabbè, la scatola dovrebbe essere vuota, quindi vado a mangiare perché ho fame. Famissima, famissima, perché sono le 15:17, cioè rendiamoci conto. Abbiamo visto un orologio come questo qua, simile a questo, insomma, sapete, quelli sportivi, no? Che a me piace tantissimo perché riesco a tenere d'occhio anche il sonno, riesco a tenere d'occhio la respirazione, tutte quelle cose là di notte, perché non ve l'ho detto in quel video, ma quando avevo fatto il check-up al cardiologo avevo chiesto, perché chiaramente mi ha misurato anche l'ossigenazione del sangue, va bene, e io gli ho chiesto ma quant'è, perché non avevo visto, mi fa 97, 98, normale dai, e gliel'ho chiesto perché la notte, adesso ultimamente no, ma quella settimana lì mi era successo una volta, l'ossigenazione mi va sotto i 90, arriva a 83, 84, 86, 87, però va sotto i 90 e lui mi ha detto che probabilmente potrei avere potrei soffrire di apnee notturne, che devo tenere d'occhio questo fatto dell'ossigenazione notturna e capire un attimo se è frequente o meno. Se dovesse essere frequente, quindi più volte durante la settimana, più giorni, allora devo andare a fare un controllo anche per questa cosa, perché ho dei picchi in basso e non mi succede niente al momento perché non ho niente, però devo stare attenta perché in futuro potrei avere problemi, ecco, nel sonno, di apnee notturne e boh. Adesso vorrei aprire il pacco di Shein, ma lo aprirò dopo, vado a mangiare perché ho fame. Questo è il terzo giorno che facciamo fuoco e ci sono le ventoline in azione. Questa parte praticamente quasi subito perché il calore va su subito. Questa qui invece partirà più tardi quando si scalderà questa parte, ma sta iniziando a scaldare, quindi tra un po' mi sa che inizierà ad andare.
A Franza sembra che funzioni questa cosa, ma io gli ho detto, secondo me bisogna aspettare che arrivi il vero freddo, perché tenete conto che oggi c'è caldo fuori, quindi sembra che funzioni, ma in realtà non si sa, ecco. Comunque sono arrivate le pecore, non qua sotto, ma sopra, i prati di sopra, e quindi è proprio autunno. Loro segnano l'estate e l'autunno. Quest'anno l'estate un po' meno, però sono arrivate e sono qua. Questo è il mio piattino, ho dovuto accendere il flash perché sembra notte, e forse è un po' tanto il riso, ma alla fine ci sta come piatto, perché avete le proteine, carboidrati e verdura, e vada Dio. E il pollo è buonissimo. Praticamente ho messo un po' troppo sale però nel pollo. Siccome non ho uova, allora sia ieri che oggi ho usato il latte e ho bagnato nel latte, ho lasciato anche un po' in ammollo in realtà, e poi ho passato nel pan grattato, nel panko misto a pan grattato normale, e il tutto mixato con delle spezie. Le verdure invece sono caramellate con la salsa di soia e il, come si chiama? Il miele, ecco. Non è il miele classico, è il miele di acacia. E vengono buonissime. Forse ieri erano venute ancora più buone. Comunque, mischiate al riso sono buonissime, ecco. Riso. Questo è riso jasmine e forse l'ho fatto troppo salato. Insomma, oggi sono stata abbondante di sale, porca miseria. Io che non sono più abituata a tanto sale, ce n'è anche troppo. Anche nel riso, mamma mia. Va bene, dai. Qui c'ho il caos, polpettone, adesso lo metto in friggitrice ad aria. Polpettone con erbette, patate. Ci ho messo anche il tonno. Non era previsto ma l'ho messo, e anche questa è una ricettina di HelloFresh. E niente, adesso in forno, e poi non posso dire in frigo, in forno, perché alla fine è un forno. E boh, nel frattempo do anche una sistemata alla cucina perché ho fatto un casino, cioè tutto sporco. Era pulito il gas, era. E niente, in forno lascio, c'è scritto 25 minuti, staremo a vedere. Ed ecco qui, adesso metto nel piatto. Beh, buono. Questa è maionese condita con il pepe, quello solito che vi faccio sempre vedere. Per chi è nuovo è questo, pepe rosa e limone. E cosa ci ho messo? Un po' di limone, succo di limone. E poi cosa ho messo? Beh, un po' di sale, anche se la maionese ha già il sale, però era previsto. Lì, vabbè, carota, finocchio, anche quello condito alla stessa maniera, quindi limone, sale e pepe e un po' d'olio. E poi l'ho sformato qui, non so come vogliamo chiamarlo, il polpettone, ma in realtà il polpettone secondo me ha la forma più bislunga. Io l'ho fatto qui, quindi vabbè, l'interno è questo in sostanza. Erbette. Adesso sono curiosa di assaggiare, Andiamo, vado a mangiare. Che fame. 15:20. Sì, io pranzo alle 15:20. Questa è anche una nuova maglia, che ecco, come quella color panna che vi avevo fatto vedere, forse nel video precedente, non mi ricordo. Invece questa è fucsia con i bordini blu, e stava bene con i pantaloni che avevo su prima, con i jeans, che erano blu. Vabbè, in questo condito così è buono. Assaggio. Ah, sapete cos'è che non mi piace? L'uovo. Io generalmente non utilizzo uova perché il rosso dell'uovo mi crea problemi intestinali, ma in questo caso mangerò lo stesso. Spero di non stare male, anche se è quasi sicuro. Però questa era la ricetta, sì che io ho fame, mangio. È l'uovo che mi disturba. È l'uovo, ragazzi, è l'uovo. Sì, è l'uovo che mi disturba. Non amo le uova io. Col fatto poi che non posso mangiarle. Spero di non star troppo male. Mi sto già pentendo. Ho fame, non ho altro da fare. C'era questo da fare.
intingo nella maionese. Che così. Oggi è sabato, ho un po' di cose da fare, come ogni weekend alla fine.